Amici del volley, buonasera e ben collegati da Carlo Vettore con il Palarcella di Padova. Al mio fianco Massimo Salmaso del Gazzettino. Buonasera a tutti. E quest'oggi dunque partiamo con la stagione della Serie 1 femminile. Medius Padova che torna a giocare sul campo del Palarcella, campo rinnovato peraltro sul fondo, ma ne parleremo più avanti, e torna a farlo con rinnovate ambizioni, perché rispetto alla stagione passata nella quale il Medius ha sfiorato l'accesso ai playoff scudetto, quest'anno la squadra punta ad obiettivi decisamente più elevati. E dunque quest'oggi si parte con il derby veneto della Serie 1 della Serie 1 del volley femminile nazionale. Medius che affronta la Minetti Infoplus Vicenza, un derby che ha già regalato grandi emozioni nella passata stagione e che quest'anno si propone in Coppa Italia e poi in campionato. Sarà fra l'altro nelle prime giornate del girone d'andata della regular season il derby veneto fra le due formazioni. Inizia dunque questa partita fra Medius Padova e Minetti Infoplus Vicenza, diretta dal primo arbitro il signor Giampiero Perri e il secondo arbitro il signor Stefano Cesare Scalzotto. Al servizio battuta in rete e primo punto per Minetti Infoplus Vicenza. Petruskaite al servizio ora per Vicenza, la lituana che giocava nel Riom in Francia nella scorsa stagione, eccezione di Barbieri. Leggeri il primo punto del Medius Padova, 1-1 il punteggio. Eccola la veloce del capitano che ha voluto restare a Padova. Ora c'è il 2-1 per Vicenza. Al mio fianco Massimo Salmaso, una formazione questa, quella del Medius, che punta senza mezzi termini a migliorare certamente il piazzamento dello scorso anno, ma è una squadra davvero molto interessante, perché poi pensando a un futuro non troppo vicino potrebbe arrivare addirittura in semifinale, o sarebbe il sogno, diciamo, di questa formazione. Sarà molto spettacolo, ci sarà da divertirsi quest'anno qui al Palarcella. Sicuramente è una squadra con tante qualità, con grandi attaccanti, con grandi personalità anche dal punto di vista proprio così morale per la squadra, e quindi credo che ci sarà sicuramente molto da divertirsi. È già il buon colpo d'occhio tutto sommato del pubblico di oggi per essere la prima partita, per essere una partita di Coppa Italia, e comunque conferma che c'è grande attesa per questa squadra. C'è assolutamente grande attesa per il Medius, formato 2006-2007, che quest'oggi farà vedere le prime, speriamo buone cose, la nuova stagione out. Nel frattempo l'attacco vicentino e il Medius impatta 3-3 in questo primo set, primo turno della fase preliminare di Coppa Italia di Serie 1. Rosso, battuta floating, si ferma in rete, 4-3 Vicenza. Conti, pronta in battuta, Vicenza riceve, Pacale non bene, riesce a salvare il pallone il Medius. Il contrattacco, tocca il muro, si rigioca ancora Vicenza, palla in fast, pallonetto a terra, punto per Vicenza, 5-3. Ancora Conti al servizio, mancano per quanto riguarda la formazione della CIA Minetti Vicenza la giapponese Takahashi, che arriverà addirittura non al termine dei mondiali ma più avanti, impegnata
Lei è impegnata con la nazionale del suo paese, del Giappone, e quindi sarà assente anche nella prima sfida di campionato fra le due formazioni. Mancano anche De Gennaro e Dalligna per Vicenza. Carlo, direi che in questa fase iniziale è la ricezione di Padova che sta soffrendo moltissimo i servizi, nemmeno troppo insidiosi di Vicenza, ma abbiamo visto un paio di volte in difficoltà la Pacale, che adesso attacca e chiude il punto, ma penso che questo break iniziale di Vicenza sia tutto merito appunto del servizio delle vicentine. Forse era anzi, senza forse era il problema della formazione del Medius l'anno scorso, di certo la ricezione. Quest'anno sarà decisamente migliore, questo fondamentale con l'acquisto di queste nuove atlete di mano. Vediamo già anche Pacale, poi arriverà per il campionato più avanti Jelena Nikolic, il capitano della nazionale serba, come dicevo in precedenza, che dovrebbero dare man forte alla ricezione padovana. E nel frattempo Vicenza mantiene, o meglio riprende il vantaggio, 7-4. In battuta riceve Pacale, parla per Bučkova, assegno. Ed ora è Padova che si propone al servizio. Bella questa fast della Bučkova, è proprio lei che va a servire. Battuta jump float. Lunga la ricezione di Vicenza, riesce a mettere a terra il pallone il capitano Manu Leggeri, riduce le distanze il Medius, 7-6. Eccola lì, Amuro che svetta Manu Leggeri. Palla in fast, vincente, palla della Paccagnella, una padovana assieme ad altre due che giocano con la formazione di Vicenza, ovvero la Bedin e la Chiaro. 8-6 per Vicenza il punteggio in queste prime battute di match. Un po' di fatica per il Medius che rimane comunque aggrappato. Per Vicenza si riprende con la Paccagnella in servizio, ricezione Medius, pronto con la Pacale al centro, al suo destro il libero, storico di libero del Medius, Barbara Barbieri. La palla data in 4 per la Scalzotto, che spedisce però out il pallone. Rivediamo il palleggio. Francesca Vannini non tocca il muro di Vicenza. 9-6 e ancora Paccagnella. Barbieri tiene un po' di difficoltà, la palla per Pacale, gran palla questa. Anca Pacale piazza il pallone laddove nessuno può andare a difendere. Rivediamo, bella davvero questa palla, questa schiacciatrice che farà parlare molto di sé durante la stagione del Medius. Non si intendono in campo Vicenza, vediamo il Medius a segno rosso e va ad una sola distanza il Medius, 9-8. Un po' di confusione in campo Vicenza. Sì, giocatrice molto completa Valeria Rosso, l'ha già dimostrato l'anno scorso, una giocatrice in grado di ricoprire più ruoli sia al centro che nel ruolo di opposto. Questa sera lo sta già dimostrando, attacca prevalentemente dal centro, ma anche in zona 2 ha il colpo per poter attaccare questo tipo di palla. Valeria Rosso che giocava l'anno scorso a Forlì assieme all'altro a Rachele San Giuliano, ma vediamo Vannini, ancora Pacale, stessa posizione da dove prima era riuscita ad andare a segno. Conti, gran difesa, ancora Pacale, non sbaglia, Anca Pacale che prende per mano il Medius. 9-9, si accende il pubblico del Palarcella, come dicevamo in precedenza, giunto quest'oggi un numero discreto. Vannini sbaglia, vantaggio Vicenza. Dicevamo
Prima Valeria Rosso che giocava l'anno scorso a Forlì assieme a Rachele San Giuliano, ma dall'altra parte della rete c'è anche la Jerkov, giocava a Forlì. Pacale, Vannini per il capitano, assegno Manu Leggeri. Si sta comportando in maniera egregia, almeno sino a questo momento. Va veloce il capitano per il 10 pari. Eccola qui, Giulia Scalzotto, assegno in fast. Nel frattempo Vicenza con il numero 5 lituana Petruskaite 11-10. Al servizio Valei, Petruskaite riceve Barbieri che si inserisce, ancora Rosso ma non chiude. Conti, Barbieri, gran difesa, e vediamo il Magius ora, deve ricostruire con calma. Allora sponda Vicenza, palla al centro, il pallonetto passa, fischia invece l'arbitro, era passato il pallonetto ma un fallo, e dunque punto Magius che si salva. Rivediamo, eh sì, palla assolutamente accompagnata. Leggeri, questa volta tenta la veloce al centro Vicenza, la Arrighetti, e poi arriva comunque il punto. È interessante il match quanto riguarda queste prime battute, dopo che Vicenza aveva tentato di staccare Padova. Ora le due squadre stanno procedendo punto a punto. Massimo. Sì, si vede ancora che manca ancora qualcosa. Le due squadre stanno tentando chiaramente di trovare il ritmo. Il fatto che il campionato parta così tardi credo che abbia un po' spiazzato anche molti allenatori, perché è una lunga preparazione, Carlo, molto lenta, manca ancora quasi 2 mesi all'inizio del campionato, per cui va tutto mirato a questo. È una cosa assolutamente nuova per il campionato di pallavolo che comincia quasi alla vigilia di Natale, voglio dire, per cui dobbiamo tenere conto anche di questo nelle valutazioni che faremo questa sera, perché il lavoro fisico fatto nelle ultime settimane da Masacci, ma credo anche da tutti gli altri allenatori, sicuramente si sentirà. Sì, e certamente poi le indicazioni che raccoglieranno gli allenatori, Mauro Masacci in questo caso per quanto riguarda la panchina di Padova e Manu Benelli per Vicenza, saranno indicazioni che serviranno per il campionato, perché è certamente interessante ora portare a casa vittoria o buon gioco, ma poi è il campionato che conterà, perché in Coppa Italia ci sarà la possibilità di rifarsi per formazioni. Quinto come punto, soprattutto quella di Padova, sì, punto, fra l'altro quinto punto della Pacale. Di Pacale, sì, migliore schiacciatrice, migliore realizzatrice in questo momento del match. Nel frattempo assegno Mia Jerkov per il 15° punto di Vicenza. Sì, ha più tranquillità sul cambio palla, direi Vicenza fino a questo momento. Padova sta appunto subendo ancora un po' una ricezione non precisissima, quindi Vannini non sempre può smistare il gioco come meglio crede. Andrea Carolina Conti, battuta piedi a terra, out. Battuta out. È il primo errore in battuta di Vicenza. 15-13, conduce comunque Vicenza, ed ora il momento di Anca Pacale, come dicevamo miglior realizzatrice sino a questo momento per il Magius. Battuta ricevuta bene, palla in fast per la Paccagnella che non chiude, ricostruisce il Magius. Scalzotto, diagonale difeso, pallonetto. Si affida spesso la Vannini, la pipe per la Pacale che difende ora un gran pallone. Leggeri non può fare granché. Vediamo ora Vicenza, difesa ancora out però della Vannini, dopo che Vicenza aveva attaccato con la Jerkov. Siamo già al secondo time out tecnico di questo primo set. 16 Vicenza, 13 Magius. Dicevamo, parliamo della Pacale, un nuovo acquisto per il Magius, una giocatrice che, dicevo in precedenza, farà parlare certamente di sé, perché dovrebbe essere una, se non la schiacciatrice di punta della squadra di Masacci. Assieme con Nicoli, sicuramente giocatrice di grande esperienza, ormai ha giocato molti anni in Italia, ha giocato anche all'estero, viene infatti
della Germania, ma diciamo che negli ultimi anni ha fatto vedere le cose migliori qui in Italia. È una coppia di schiacciatrici che Masacci ha ripetuto più volte essere una delle più forti dal suo punto di vista che c'è in Italia. È un'affermazione che ha fatto assumere al tecnico romagnolo anche delle grandi responsabilità, perché significa, io le ho veramente forti, quindi significa davvero prendersi responsabilità in questo senso. Ma è una squadra che come dicevo prima, una squadra che sicuramente sarà frizzante, una squadra capace di mettere in difficoltà credo chiunque qui al Palamedius. È chiaro che ci sono dei meccanismi ben precisi ancora da rodare fino a questo momento. Per esempio, se parliamo di questa prima parte, la sesta parte dell'eccezione, è mancato un po' anche il muro, infatti un po' la differenza la fa quel muro e quel paio di difese in più che fino a questo momento ha fatto Vicenza. Si vede ancora che il gioco deve essere maggiormente oliato, ma sicuramente le individualità, le capacità tecniche di questa squadra sono fuori discussione. Paccagnella riceve Pacale, Vannini per Bučkova, una bordata della Bučkova, centrale ceco. 16-14, anche questo è un grande acquisto a Bučkova. Sì, direi proprio di sì, ma la campagna acquisti del Medius quest'anno è stata davvero mirabilante, direi, per usare un aggettivo. Veramente, d'altronde l'obiettivo di arrivare, io credo, almeno tra le prime 4 o 5 squadre sia assolutamente alla portata della squadra di Masacci, del presidente Borgo, che si è appassionato davvero in maniera incredibile a questo sport e lo sta confermando con sforzi economici davvero notevoli per una formazione che solo 2 anni fa era in A2, per cui assolutamente complimenti alla società per quello che ha fatto, per quello che sta facendo per il pubblico padovano. Ed è quello che ci auguriamo anche noi, che la squadra riesca in regular season a guadagnarsi una buona posizione per poi continuare a divertirci nei futuri playoff della Serie A1. Vicenza ora va dalla seconda linea al centro con la Jerkov che non sbaglia e prende il largo Vicenza, perché siamo sul 18-14, messa in campo con maggiore ordine. Ma è chiaro che è difficile in questa prima partita, soprattutto con le giocatrici che non tutte sono a disposizione. 18 Vicenza, 14 Padova. Sì, Jerkov sta tenendo in piedi l'attacco di Vicenza, 5 punti fino a questo momento per lei, ma praticamente il 100% in attacco, quindi efficienza straordinaria per il numero 8 di Vicenza, chiamata in causa un po' da tutte le zone del campo. Barbieri, buona la ricezione, Leggeri, c'è il muro di Vicenza ma rigioca. Padova, Pacale, passa ancora lei, anche a Pacale, e si affida spesso e volentieri la Vannini alla Pacale, che trova sempre braccio caldo e che sino a questo momento ha portato punti importanti. È il sesto questo per la Pacale. Out, un soffio, un servizio della Vannini. Secondo errore per Francesca Vannini in battuta, strano per una giocatrice che non forza assolutamente il servizio moltissimo come lei, ma secondo errore consecutivo. Battuta ora si propone a Cia Minetti. Attenzione all'attacco della Leggeri in fast, perfetta l'esecuzione. Eccola qui il capitano Manu Leggeri in prima linea con Rosso e Pacale. Il turno di Giulia Scalzotto, classe 1990. Gioca con le giovanili del Medius e il Gran Muro nel frattempo. Quello qui della Pacale. Eccolo qui Carlo, proprio il muro che chiamavamo, che fino a questo momento aveva fatto la differenza, e vedete che le squadre sono nuovamente molto vicine, 17-19, era il fondamentale che ancora non aveva risposto presente all'appello di Masacci. Ancora Pacale ha piazzato questo suo tocco, 6 punti in attacco e 1 a muro. Nel frattempo ritornano in campo 2 formazioni. Palla sempre per Giulia Scalzotto. Battuta sulla Jerkov, palla poi vincente. Vicenza
20 Vicenza, 17 Medius. Out la battuta da Minetti, una battuta importante questa, comunque si mantiene a un vantaggio ancora interessante la CIA Minetti. Vedremo ora con il capitano Manu Leggeri al servizio, ora se il Medius saprà ridurre ulteriormente lo svantaggio. 20-18 Vicenza. Difende il Medius, può contrattaccare, poggia la Pacale, ancora Vicenza, pallonetto difeso dalla Vannini. Questa è una palla un po' staccata per la Pacale, gran diagonale ma difesa ancora. E questo è un gran colpo, parte di Miajerkov che gioca bene sulle mani del muro padovano. Tira un sospiro, Vicenza 21-18. È una Jerkov in più davvero per Vicenza, non sta sbagliando nulla questa giocatrice, le tre lunghezze di vantaggio sono davvero gran parte merito di questa giocatrice. Questo attacco in primo tempo di Bucikova che non riesce a chiudere. Il Medius può ricostruire, Vannini ancora si affida a Pacale, ma c'è il muro della Conti, quest'oggi in posizione di opposto bello il suo muro da posto 2, eccolo lì, e prende il largo Vicenza. Queste battute finali di primo parziale 22-18 vuol dire forse poco questo primo set e probabilmente anche l'intera prima partita per la stagione e del Medius e della CIA Minetti, però le indicazioni sono queste, fino a questo momento più attenta, più precisa in fase di muro e ricezione Vicenza rispetto a Padova. Sì, più squadra direi, si vede che può contare su un'intelaiatura maggiormente collaudata, significa ancora, ma non c'era bisogno di sottolinearlo, che il lavoro comunque per Mauro Masacci sarà molto molto duro, perché il materiale umano, come abbiamo detto, è tecnico e di primissima qualità, ma sappiamo perfettamente quanto sia importante l'amalgama, quanto sia importante il sapere stare assieme, il saper giocare assieme. Riprende il gioco, battuta out della CIA Minetti Vicenza, e 19° punto per il Medius. Valeria Rosso al servizio, riceve con difficoltà Vicenza, non può andare ad attaccare, allora il Medius ci prova. Vannini, fast per la Bucikova, vincente, e la prima lunghezza è recuperata. 22-20. Ancora 2 punti però per poter impattare. Sì, la scelta del muro di Vicenza in questo caso è stato di lasciare praticamente con muro 1 Valeria Rosso, che non ha avuto problemi a chiudere il punto. Ed ora Vicenza, la palla in 4, a segno in lungolinea da Jerkov, che continua a trascinare la propria formazione, e qui siamo già al 7° punto di Miajerkov in questo primo set. Andrea Carolina Conti, e c'è l'ace di Vicenza che ora prende il largo, e qui è dura perché sono avanti 24-20 le ragazze di Manu Benelli. C'è un cambio per quanto riguarda Vicenza, entra con il numero 10 Lenia Vanni al posto di Serena Chiaro, palleggiatrice. Ricordiamo nel Medius in B1 nella stagione 2003-2004. Out, frattempo servizio vicentino, 20° punto, e torna in campo il palleggiatore di Vicenza, Chiaro. Era un tentativo chiaramente quello di Manu Benelli di chiudere a muro il set. Intanto c'è un cambio anche in prima linea, stesso obiettivo, con la differenza che Rachele Sangiuliano è pure lei una palleggiatrice, quindi alza il muro Masacci per cercare di contrastare l'attacco di Vicenza. Vediamo se sarà in grado la numero 7 tutto nera nell'intento. Allora seguiamo la ricezione di Vicenza, la palla in fast per Paccagnella, la difesa non può palleggiare Sangiuliano, ma c'è la gran palla giocata
dalla Bučkova, e non ci pensa su due volte, schiaccia a terra il pallone annullando un altro match point a favore di Vicenza. 24 Vicenza, 22 Padova, 2 match point sono stati annullati e Manu Benelli preferisce chiamare la propria squadra a bordo campo per il time out. Allora il Mejus ci prova, Vicenza vuole chiudere, Pacale serve, riceve Paccagnella in palleggio, la palla è per lei in fast, tocca in difesa Mejus, San Giuliano non ci arriva, termina il primo set, se lo aggiudica a Minetti, la CIA Minetti Vicenza con il punteggio di 25-19. Ora Mejus è un vantaggio tranquillizzante per coach Masacci. Ci direi sì, anche perché l'inerzia della partita è cambiata completamente dopo il primo parziale. Come dicevo, l'interminabile serie di errori di Vicenza un po' in tutti i fondamentali ha sempre e comunque tenuto in partita il Mejus, anche quando la squadra di Masacci ha palessato qualche piccola difficoltà. Però mi sembra che con 3 attaccanti del calibro di Bučkova, Pacale e Rosso, che hanno praticamente sostenuto quasi da soli il peso dell'attacco delle tuttonere, ci sia da stare assolutamente tranquilli. Allora vediamo ora il Mejus che risponde sulla rigiocata, ancora Vicenza, e il punto per la CIA Minetti conquistato dalla Jerkov, 10° punto per la formazione ospite. 16 Mejus Padova, 10 CIA Minetti Vicenza. Palla data Mia Jerkov che si propone ora in battuta. Attende che l'arbitro dia il via. Jerkov nel frattempo si è terminato di asciugare il nuovo fondo del Palarcella. Sì, dobbiamo dirlo, il nuovo fondo era probabilmente l'ultimo grande lavoro da effettuare in un Palarcella che da quando è arrivato il Mejus ha cambiato davvero veste. Nuovo fondo in legno, certamente migliore per le giocatrici perché le preserverà da possibili infortuni che il fondo precedente aveva procurato in maniera forse troppo massiccia. Ora va in attacco Vicenza, Pacale a segno, confusione in campo, ma a mettere ordine c'è sempre anche Pacale. 17-10 per Padova. Dicevamo Palasport Arcella che dall'avvento del Mejus ha cambiato completamente volto, i colori, i seggiolini e ora il fondo, un Palasport Arcella che è diventato a tutti gli effetti la bella casa del Mejus per la Serie 1. Sì, una casa accogliente che appunto, come dicevi te prima, aveva solo questo piccolo grande difetto del fondo, ma è un piacere vedere ora questo lavoro che è stato fatto, che si sente, tra l'altro si sente moltissimo anche a livello di acustica quando le atlete saltano, è assolutamente intuitivo come questo sia cambiato. E in fase di presentazione della squadra addirittura il presidente Borgo e Manu Leggeri scherzavano, nel senso che Manu Leggeri ha detto: io non sarei rimasto a Padova, presidente, se tu non mi avessi sistemato il fondo. Quindi Borgo ha un po' anche scherzato su questa cosa. Comunque è una cosa assolutamente seria. Il fondo era quello di ancora 30-35 anni fa. L'investimento della società tuttonera è stato importante, ma credo assolutamente giustificato. Allora presidente Lino Borgo, che ha accontentato le atlete facendo il nuovo fondo, mettendo a posto il Palarcella, ed ora sono le atlete e la squadra del Mejus che dovrà far divertire e il presidente e il pubblico di Padova, portando grandi risultati ad una città che li attende assolutamente in campo, soprattutto in campo femminile, visto che la Serie 1 è tornata qui a Padova e c'è da soltanto 2 anni. 18-10, palla per Paccagnella che non chiude, ancora Vicenza, viene murata da Manu Leggeri e Francesca Vannini. Ikic è il punto numero 19 per il Mejus, che sta prendendo decisamente il largo anche in questa quarta frazione di gioco. Seguiamo il muro, è stata Manu Leggeri a metterlo a segno. È grande anche l'esultanza di Francesca Vannini, segno di un'intesa che c'era e che permane fra le due giocatrici. Palla ancora per Ikic, il diagonale difeso da Scalzotto. Vannini attacca ma viene difesa. Bedin palleggia per Conti, out ampiamente la palla di Conti e Padova raddoppia le lunghezze di Vicenza, ovvero CIA Minetti 10, Mejus 20. Con la
Bella difesa di Scalzotto. Sono 10, pensate, gli errori punti di Conti, che pure non ha giocato malissimo in attacco, ma ha sbagliato 5 battute e 5 attacchi, quindi tutto sommato ancora una volta una foto abbastanza nitida di quella che è stata la partita di questa sera. Avrà molto da lavorare Manu Benelli sulla precisione, chiaramente dovrà recuperare qualche atleta, ma la deve recuperare anche Padova, e Carlo, mi viene veramente da pensare cosa potrà diventare questa squadra con l'innesto di Nikolic e di Centoni, quindi con altre due bocche da fuoco che potranno dare una mano importantissima a Pacale, che potrà essere, tra virgolette, risparmiata maggiormente. Beh, certamente sarà una squadra che continuerà a far divertire, perché questa sera il pubblico della Palarcella ha dimostrato di aver apprezzato questa nuova formazione del Medius. A onore del vero dobbiamo ricordare che la CIA Minetti Vicenza aveva molte assenze in squadra, e probabilmente assenze più importanti per quanto riguarda l'economia della squadra del Medius, assenze causate. Tutte le formazioni devono accusare a causa di questi mondiali che inizieranno fra un mese e che costringono le squadre a giocare la fase preliminare della Coppa Italia praticamente a mezzo servizio o con molti rincalzi in campo. 21-10 Medius. Abbiamo visto il bel punto messo a segno dalla squadra padovana pochi istanti fa. Il servizio Padova con Buckova, out la battuta. Dicevamo Padova che attende Jelena Nikolic, Nadia Centoni e Betania Della Cruz. Per quanto riguarda Vicenza invece mancano De Gennaro e Dalligna, e la Takahashi che arriverà addirittura dopo un po' di giornate dopo l'inizio del campionato. C'è il muro nel frattempo della Ikic, danni di Manu Leggeri. Bello il muro, la giocatrice che è entrata a partita in corso al posto della Petrauskaite. 21 Medius Padova, 12 CIA Minetti. In battuta Vicenza riceve Pacale, il pallonetto di Manu Leggeri, un gran pallonetto anche questo, perché il muro di Vicenza era piazzato e probabilmente avrebbe toccato, se non murato, la sua palla. Ha giocato un pallonetto ed è il risultato vincente. 22-12 per Padova. Anche Pacale ha sì tenuto alta la bandiera del Medius, ma c'è da dire che oltre a Valero Rosso anche Manu Leggeri ha davvero recitato egregiamente il suo compito. Il capitano è sempre al suo posto, si fa trovare puntuali, è fondamentale certamente la sua presenza, e credo che quest'anno anche lei possa esprimersi al meglio, perché ha probabilmente meno responsabilità rispetto all'anno scorso, si può giocare più libera, e soprattutto anche Bandini o San Giuliano hanno a disposizione una varietà di attacchi tale per cui davvero anche Manu potrà far vedere tutto quello che fa parte del suo enorme bagaglio tecnico. 23-12 Padova che può ricostruire con Rosso, forza la palla e va a segno. Valeria Rosso picchia forte sulle mani del muro vicentino. 24 Medius Padova, 12 CIA Minetti Vicenza. Ed ora ancora lunga serie di match ball per la formazione di casa al servizio. Pannini costruisce Vicenza con Ikic, bella la palla giocata da Matea Ikic che spinge il pallone sulle mani del muro padovano. In battuta ora c'è la neoentrata Gorini, entrata pochi istanti fa al posto di Chiaro. Con la sua battuta al salto riceve Pacale, un po' lunga, a segno Vicenza. Vannini non ci arriva, annullato il secondo match ball. 24 Padova, 14 Vicenza. Ancora Gorini, riceve Rosso, un po' spostata la palla per Pacale, out, la schiacciata di Anca Pacale, non riesce a chiudere il match. Il Medius che comunque può stare tranquillo perché si trova avanti 24-15 ed è la terza battuta consecutiva della Gorini. Sempre su Rosso in difficoltà di ricezione, Pacale alza il pallone che è un appoggio per Scalzotto, non chiude. Conti, e gran schiacciata in lungolinea della Conti che in questa circostanza si riscatta di lungolinea precedenti, assegno un bel pallone. C'è Vannini che sta cercando di far chiudere il match a Scalzotto, la giovanissima giocatrice che non ha messo
assegno nessun punto in attacco questa sera, sta cercando tutti i modi di far chiudere a lei, eccolo ancora, anche se questa volta no, è Leggeri che chiude. E questa volta è Manu Leggeri a chiudere il punto e la prima vittoria nella prima uscita stagionale del Medjus Padova. Medjus Padova batte Minetti, CIA Minetti Vicenza 3-1 i parziali, 22-25 il primo a favore di Vicenza e poi solo Medjus, 25-15, 25-18, 25-16, una partita che ha visto la formazione ospite mettere sotto il Medjus nel primo parziale e poi dal secondo set in poi è stata la squadra di Vicenza a sbagliare troppo, è cresciuto il Medjus e la squadra di Mauro Masacci ha avuto vita facile. Sì, direi assolutamente di sì, vittoria meritatissima per la squadra di Masacci che ha già fatto vedere cose molto interessanti. Aspettiamo chiaramente le prossime partite di Coppa Italia per avere ancora un'identità migliore, però questa bellissima schiacciata di Manu Leggeri che chiude la partita ci fa capire che ci sarà davvero da divertirsi quest'anno al Palarcella. E sono 6 le partite in queste fasi preliminari di Coppa Italia che vedranno impegnate le squadre. La prossima la giocherà Padova a Pesaro. E per quanto riguarda questa partita è tutto. Medjus Padova batte 3-1 CIA Minetti Infoplus Vicenza. Da Carlo Vettore e da Massimo Salmaso è tutto, grazie e arrivederci, a risentirci qui dal Palarcella di Padova. Giochi di una volta. Un'originale idea regalo. Un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. ROI, la fondazione demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la fondazione demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 euro li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci. Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming.
C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club e carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più. Con Vicenza Più Freedom Club.